Pronti? 1, 2, 3. Valido il secondo segnale con problemi per Zitrunas. Cerca di andare subito il comando Villeroissy nei confronti di Striker. Mantiene l'iniziativa Villeroissy. Striker si deve adeguare, cerca posto secondo alla corda. Lì c'è Demon Bar che è partito bene dalla seconda fila del nastro e cerca di serrare sotto. Diatriba aperta con intanto Villeroissy che fa 14,7 per i primi 200 metri di corsa. Si sistema secondo Striker che precede Demon Bar, quindi in quarta posizione l'uno di Udet Jet a precedere Urbi e Torbi Jet. Ancora Uragano Stecca, Annie Pan si muove dalle retrovie, Zico che stampa alla corda Zamora Font. 29 per i primi 400 metri con partenza da fermo direi siderali da parte di Villeroissy che ha preso l'iniziativa e si è messo a camminare di bella. Riprende in mano ora Francesco Di Stefano che fa 15,6 per la curva di destra e si va a portare verso il primo giro di gara. Intanto ha mosso al largo Annie Pan in anticipo su Zico dopo 800 metri passati in 1 minuto e 2 decimi da Villeroissy che mantiene ritmo allegro, trascinandosi sempre Striker. In terza posizione Demon Bar, risale Annie Pan che chiude alla corda Demon Bar, Zico in seconda pariglia esterna, terza al largo è Zamora Font che chiude lungo la corda Udet Jet, ancora Uragano Stecca alla retroguardia che si sposta al largo lasciando così ultimo Urbi e Torbi Jet. Davanti alle tribune un paletto in 15, 31,3 questi 400 metri di corsa, 1,31,5 i 1.200. In vantaggio Villeroissy, attacca al largo Annie Pan, in pariglia c'è Zico a precedere Zamora Font a 600 dalla conclusione. Annie Pan attacca Villeroissy, si difende Annie Pan che però sta mettendo qualcosa avanti all'avversario. Striker è chiuso lungo i birilli, Zico sempre in seconda pariglia a precedere Zamora Font, passa Annie Pan nei confronti di Villeroissy, entra in gioco ora Zico a 400 dalla conclusione seguito da Zamora Font, cerca di liberarsi anche Striker, in mezzo alla pista viene Zamora Font, Annie Pan in vantaggio, Zico attacca, Zamora Font in terza ruota, Striker che molla la corda e prova ad andare in schiena a Zico, l'ultima curva passata in 15,4 da Annie Pan, da Zico, da Zamora Font, Zico sta passando nei confronti di Annie, arriva Zamora, arriva Striker, in vantaggio Zico, attacca Zamora, Zamora Font che passa nei confronti di Zico che prova ancora un'ultima rivalsa, ma alla fine Zamora Font a portare a casa il successo nei confronti di Zico, di Striker e poi ancora di Demon Bar. Il successo di Zico e il successo di Zamora Font, Giulia Deschi che guida per il training di Francesco Cimino, l'azienda agricola Purlari ai colori. Andiamolo a rivedere nelle immagini la stretta con Zamora Font che passa nel finale nei confronti di Zico, viene a vincere. Al terzo posto è Striker, al quarto è Demon Bar. Andiamo a rivedere chi racimolerà un punto per il quinto. È il 9 di Annie Pan con Vincenzo Gallo che prende un punto per il quinto posto. Il successo però è tutto di Giulia Deschi e di Zamora Font.